Scatman's World. Veneziano, siamo su Football Manager e Fioi il mese di settembre in corona ardite. Il comandone veneziano vince, è l'allenatore del mese, molto bene, vediamo se anche mi viene... queste diciamo sono le mie statistiche. Premi 1, ok, allenatore del mese, perfetto, perfetto, ragazzi stiamo andando molto e molto bene. Beh ragazzi, siamo contro Newcastle, siamo i primi della classe, siamo a St. Jacob's Park, siamo a St. Park, scusate che cazzo dico. E finora c'è una stagione veramente, veramente incredibile, sono molto soddisfatto. Mi dispiace che in realtà Vardy sia voluto andare all'Arsenal, è veramente una scelta inspiegabile, una delle squadre più antipatiche d'Europa, cioè con l'allenatore più antipatico d'Europa e meno vincente della storia, perché è veramente un qua, Wenger non lo sopporto. E vabbè, pazienza, vorrà dire che Vardy sarà la bandiera del Cume. Dopo una sorpresa, perché scusa, ma guarda, no comment a questi telecronisti mongoli. Ok ragazzi, andiamo finora, abbiamo allenato molto bene la difesa, speriamo di vedere qualche risultato. Sinceramente. Vai ragazzi, aspetta un attimo però. Ok, oddio. Vai raga. Attenzione Newcastle. Vai Kanté. E si invola Kanté. Si invola Kanté, la dà Jimmy Vardy. Vardy benissimo per Marez. Tutto solo Marez. Madonna. Cruel par, ma che errore di Ryan Marez. Vai Marez. Cross. Brunone Perez, l'uomo bianco, l'uomo bianco. Attenzione Marez. Marez entra in area. Fuori di poco. Leicester parte bene come al solito. Glick. Brunone Perez. Drinkwater. Jimmy Vardy. Recupera bene il Newcastle, ecco le quali errori. Non ci credo. Non ci credo. Aleksandar Mitrovic. 1-0 Newcastle. Incredibile. Incoraggiamoli. Stavolta partenza handicap 1-0 Newcastle, pazzesco, non ho parole. Ocio Fioi, ai ai ai, mamma mia Schmeichel, qua bralla parata di Schmeichel. Niente, i progressi difensivi ancora non li vedo. Adesso giochiamo offensivi e vediamo. Il City ha vinto nell'anticipo. Oh, c'è Seivet, cioè, che era Seivet, era un bug sui Football Manager precedenti. Niente, non riusciamo a trovare il bandolo della matassa. Ai ai ai, gol. 2-0. Crollo Leicester. Oddio, crollo Leicester. Sembra furibondo, sì, pazzesco dopo la grandissima impresa col Manchester, è bruttissimo perdere 3 punti qua. Vabbè, possiamo ancora recuperare, Vardy. Marez. Niente, però Marez oggi mi sta sui coglioni, Drinkwater. Vardy, rigore, non me lo dà. Partita strana al St. James Park. Niente, disastro puro. Non possiamo sempre fare i miracoli. Occhio ragazzi, occhio, gol. 3-0 micidiale del Newcastle nel primo tempo. Non ho parole. Sì, sono incazzato. Leviamo anche Marez che mi ha deluso in maniera proprio incredibile. E facciamo così. Mettiamo Bernardeschi a destra. Ok. E anche Glick lo leviamo che è ammonito e mettiamo Balanta, ma sono scioccato ragazzi. Dobbiamo svegliarmi, dobbiamo fare una buona figura nel secondo tempo, pazzesco. Crollo puro dall'Ester.
Dai ragazzi, Bernardeschi. Marez mi ha deluso, mi ha 2 gol mangiati che mi stanno costando caro Kazaki. Gray, Verdi. Fuori gioco, ma porco... Fanculo. Fuchs. Morgan. Drinkwater. Okazaki. Mamma mia che male che giochiamo oggi. Kanté. Giochiamo malissimo. Molto fortunato anche il Newcastle che ha trovato la partita. No, ma non il Newcastle di Benitez. Tutto per tutto ragazzi. Non cioè, cosa difendiamo? Vardy. Okazaki. Vai Berna, vai Berna. Okazaki. Kanté. Niente da fare, niente da fare. Non segniamo un gol oggi. 51esimo. Cruller rinvio. Che delusione, raga, che delusione. Balanta di testa per Drinkwater. Okazaki, brutta scoppola questa, speriamo bene per il morale. Niente da fare, Coloccini, il Coloccio, il mitico Coloccio. Balanta, sta giocando bene Balanta. Vardy, almeno un gol. Vardy, Jimmy va, se ta sboro. Ma vaffanculo, dai. Ux. Partita veramente strana, però non ci stiamo mangiando l'impossibile. 3-0 mi sembra un po' severo, però, per quanto hanno fatto 3 tiri, 3 tiri, 3 gol hanno fatto. Che errore di Balanta, gol. Mamma mia. No, no, oggi non ci siamo proprio, raga. Oggi non ci siamo. Proprio non ci siamo. Furibondo, è chiaro. Niente, niente, non c'è nulla da fare. Dombia. Levo anche... Dopo devo levare anche Vardy. Se vediamo se segna non lo levo, se no... E vabbè, dai, no, questa è la classica partita che non puoi assolutamente segnare. Cioè. Ujoa. Bruno Perez. 70esimo ormai, chiaramente anche il pareggio è praticamente impossibile. Niente, niente, niente. Mi sentono i giocatori a fine partita, è inaccettabile perdere così. Bruno Perez. Ma cosa fa? Ma guarda, ma quanto male giochiamo. Brunone, Brunone, mettila in mezzo. Usciò traversa scandalosa però, Molto molto male. Fallo di Fox. Morgan. Veramente una ladrata però, è neanche un gol tutte queste azioni, però mi sembra un po' bizzarro. Vabbè, anche questo è il calcio. Almeno un gol, cazzo, Bernardeschi, gol. Palo, se vabbè. Mamma mia, attenzione contro il piede di Tovesend. Aia, bravo Balanti. Vabbè, partita comunque un po' strana, perché... Attenzione, Sisse, va, Sisse. Finisce qua, un 3-0 vergognoso, inaccettabile. Infatti. Nazionale, anche Kanté, Bernardeschi stanchi, quindi ho messo Gray a sinistra e Inler centrocampista. Il City ha vinto il derby con lo United, quindi come si dice, dobbiamo assolutamente vincere. Dai raga, che con l'Everton sicuramente non è una squadra semplice da affrontare. Andiamo di offensivo stavolta.
Voglio la vittoria, ragazzi, non mi interessa. Cioè... sta anche leggermente piovendo. Dai, raga, dai, dai, dai. Il City non deve scappare via. Coleman. Attenzione Barkley, lo Barkley per Miraglias, Barkley, gol, gol. Siamo in un momento veramente tragico. Cazzo ha la squadra. La squadra in un brutto momento, raga. Howard. Ginelka. Bravo Fuchs, dai ragazzi, per piacere con il cuore. Gray, vai piccolo Gray. Dai, passala però Gray, passala, Cristo della Madonna. Hiller, prendila, grazie, buono. Brunone, l'uomo bianco. Marez, Okazaki, Vardi, Vardi. Gray, Gray. Okazaki, Hilner, buona, sta giocata Bruno Perez, essere la nostra azione! Jamie Vardi! 1-1, grandissimo Bruno Perez, che acquisto, signori, mamma mia. Dai raga, 1-1. Munizione 2, voglio il 2-1. Fox! La ribaltiamo subito, 2-1. Bravo Fox. Bravissimo Fuchs. Con energia, non vi rilassate per cortesia, sfiduciato. Fuchs, vaffanculo però. Ok. Perfetto. Dai. Dai raga, attenzione, tengo offensiva per il momento perché ho visto che se controlliamo o giochiamo in contropiede non sempre va bene. Aia. Questa è una bruttazione, Rigo. Mamma mia, cosa ha preso Fuchs? Sarà una partita durissima questa, eh. Partita veramente dura. Dai ragazzi, su. Allora, vediamo un po'. Abbiamo gente un po' stanca. Allora mettiamo il Berna per Marez che non è di certo nel suo momento di massima splendore. È al posto di Ilner King. Ok. Vai raga. 1-1 del Liverpool. 67esimo. Non riusciamo a fare un clean sheet però, porca troia. Vai ragazzi, King, Vardi. Vai King, dalla Brunone. Vai Brunone. Ah, peccato. Abbiamo Balanta per Morgan che è ammonito. Non voglio neanche guardare. Dai, Schmeichel. No, Miraglias, Miraglias, Schmeichel c'è. Controllo. Serrate le fila, dai. Dai, cazzo, c'è bisogno di questa vittoria che dopo in rimonta è fondamentale. Dopo lo scivolone spaventoso con Newcastle. Aia. Attenzione a John Lennon. Oviedo, gol, 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 gol. Cosa ha preso Schmeichel? Bernardeschi. King. Okazaki! Poteva chiuderlo.
Pesante questo errore, molto pesante. Ai ai ai, da solo McCartney, gol gol. Traversa. Che sofferenza, raga, che sofferenza. Dai, fischia, arbitro, fischia. Mancano 10 secondi. Ai 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 ai, ai, bravissimo Kazaki. E si va a vincere, grandi. Buon 2-1. Con energia. Ben fatto. Yes. Quindi sarebbe importante mantenere, cioè recuperare 2 punti. Non commento Ut che lo porto in panchina, comunque è ritornato dall'infortunio. Con energia. Buona fortuna ragazzi. Partiamo col contropiede, chiaramente all'Emirates. Vai! Sarebbe fondamentale battere terzo l'Arsenal, quindi è un match veramente importante. Anche il Tottenham, anche il campionato, ragazzi. Io li sto allenando furiosamente nei movimenti difensivi, fase difensiva uno per uno. Dai ragazzi. Mesut Özil. Mamma mia, Mertesacker, meno male. Vai Brunone. Sbaglia con le mani Perez. Attenzione Alexis. Sanchez, Ocio. Kanté, 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 Kanté. Paracek, Marez. Ma no, Marez mettila in mezzo. No, Marez in un momento veramente di schifosamente di schifo cosmico proprio. Drinkwater. Vai. Niente, erroraccio. Giro. Meno male. Partita per il momento equilibrata. Bravo Drink. Vai Jimmy, Vardi, niente da fare. Mesut. Giro. Giro. Brunone, Brunone, l'uomo bianco, Brunone, Brunone. Marez. Okazaki. Vardi. Vardi. Spettacolare! Cosa ha fatto Vardi? Tutto solo, non ha rete in stagione. Jamie Vardy. Che gol, cazzo, che gol. Ocio, Ocio, gol. Mamma mia, Michael. Ricordo sempre ragazzi che a fine che se vado via da una squadra e in quella squadra ho dei giocatori che apprezzano, cioè hanno come staff preferito il mio nome, a mia scelta Vardy non ci credo, a mia scelta due ne posso, massimo due ne posso portare via, e questa è è una cosa che voglio fare perché diciamo come tanti allenatori nella realtà hanno lo zoccolo duro giocatori che seguono i giocatori, la stessa cosa voglio fare io, che è una cosa reale. Però è chiaro che devo avere i giocatori con lo staff preferito, deve esserci anche il mio nome, quindi non sarà semplice. Però questa è una cosa che ci tengo perché, insomma, ecco, chiaramente ci sono tutti, no, al massimo due, secondo me è la cosa più giusta. Poi comunque, quando sarà, se mai andrò via dall'Eister, ne parliamo insieme, Kanté, Kanté. Dopo decidiamo insieme, ragazzi. Dai, ragazzi, teniamo duro. Manca ancora tanto, però per il momento non dico niente, la mia squadra sta giocando perfettamente. Attenzione però. Grande Bruno Perez, ma recupera Teo, il piccolo Teo. Casorla da solo, no, Ballerin, gol gol. Gol dell'Arsenal, Alexis Stanisic. Schmeichel ha fatto anche troppi miracoli. Fine primo tempo. Possiamo vincere ragazzi, assente Glick. Proviamo così. Niente. Come stanchezza il Berna, un po' stanco il Berna che ha giocato anche una partita non proprio... mettiamo Gray.
Ok, vai. Speriamo di non prendere la rimonta, cazzo. Siamo un po' in difficoltà adesso, Ballerin. Mamma mia, ancora Schmeichel, show. Così. Ancora Schmeichel. Ah, Dio mio. Dai, fioi, dai. Niente, non riusciamo più ad attaccare. Attenzione, bravo Perez. Incoraggiamoli. Vai Gray. Vai Gray. Cantè. Vai Brunone, l'azione nostra, Brunone. Gol di Vardy. Mamma mia, Bruno Perez. Cos'è Bruno Perez? E grandi anche Vardy, chiaramente. Ramsey. Sanchez, Campbell, caga il gol. Ma che culo di merda, però. Abbiamo Marez che sta facendo da cagare. Però... No, no, assolutamente no. Chiaro. Niente da fare. A questo punto vediamo un attimo. Fuchs è stanchissimo. Fuchs è molto stanco. Mettiamo Balanta. Ok. E poi mettiamo Ilner per Drinkwater. Però ho paura adesso se c'è una trazione per l'Arsenal. Va bene che il pareggio a sto punto. Morea, Ocio, Fioi. Bravo Schmeichel. Marez non è in forma comunque. Vardy. Dalla in mezzo, Kanté! Non ci credo. Nessuno vuole battere l'angolo. Dai Marez, su vecchio mio. Non ci credo, Vardy mi stava regalando la triplettona. Cazzo, Kazaki sta anche male, hanno più cambi. Attenzione, attenzione a Osil. Ramsey, non merito di perderla però, Non ci credo, che culo di merda. Che culo di merda. Pazzesco, solito Arsenal di Wenger di merda, quanto ti odio. Momento difficile ragazzi, momento difficile. Sì, ma dai, che schifo di partita, ladri di merda. Troppi gol prendo però, Grande Schmeichel. Ancora Schmeichel, complimenti a Schmeichel, migliore in campo dei nostri. Perdiamo 2 partite su 3. In questo video non bene. Campbell, 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 Campbell. 4-2. Devo rivedere molte cose ragazzi, non va bene. Hilner. Finisce qua ragazzi una partita giocata bene, ma 4-2 immeritatissimo.
con energia. Per me siete stati sfortunati ragazzi, mi spiace ma... Prossimo Capital One, certo che non va bene. Abbandoniamo una persona incazzato nero. Chris Michael, complimenti. Vabbè, per me è così non per il cazzo, rincoglionito di merda. Quarti siamo a 21 punti, meno 3 dall'Arsenal, dal City. E il Tottenham può scappare a 25. Vai. Raga, un saluto del condone veneziano, sono un po' deluso per la difesa soprattutto, vediamo di fare qualcosa. Tanto speriamo di passare in Capital One contro il Manchester. Ciao!